268 su 100.000 abitanti, 4,3% il tasso di positività a Padova, la provincia più colpita in termini di contagi da Covid. Ma il dato che sorprende è l'incidenza sulla popolazione Novax, 730 ogni 100.000 abitanti a fronte di 170 su 100.000 per i vaccinati. Numeri che però, alla luce della prossima entrata in vigore del Super Green Pass, stanno spingendo sulle vaccinazioni. Tornano infatti a crescere le somministrazioni di prime dosi, 1.000 quelle fatte nella sola giornata del 25 novembre. Nella provincia di Padova i vaccinati sono oltre 700.000 e il 10% risulta coperto anche con la terza dose. Noi abbiamo in questo momento ancora nel periodo da adesso fino al 28 febbraio 31.000 slot liberi. Oggi, questa mattina, noi andremo ad aprire, stiamo aprendo praticamente circa 80.000 nuovi slot sul mese di dicembre. Dal 1° dicembre aperte le prenotazioni per la terza dose per gli under 40, mentre si attende il via libera di AIFA per la somministrazione del vaccino con mezza dose per i bambini dai 5 agli 11 anni. Sul fronte focolai si guarda con attenzione alle scuole, 218 le classi interessate in tutta la provincia, 86 sono in quarantena. Monitorato un cluster all'interno di una comunità religiosa di Suore dove ci sono 15 positive, un focolaio in una scuola di canto a Monselice con 20 contagiati su 36 e i partecipanti ad una cena tra anziani nell'Alta Padovana con 12 positivi. Rispetto a lunedì le novità, per fortuna non ci sono nuovi importanti focolai nelle strutture residenziali, stiamo continuando a monitorare l'unico grosso focolaio che c'è stato nella casa di riposo di Conselve, dove si stanno rapidamente riducendo i negativi, i positivi sono arrivati più o meno a 30 rispetto ai 66 iniziali. A Pieve di Sacco verrà aperto un terzo ospedale di comunità per pazienti Covid, mentre l'USL fa i conti con ben 200 sanitari Novax sospesi.